qui abbiamo Masopoli Gajerov. Noi ci siamo conosciuti con Aurora Endrici qualche tempo fa alla presentazione del vostro spumante di Masopoli in cantina da voi, ed è stata un'esperienza bellissima, soprattutto perché loro hanno una grande cultura dell'accoglienza nella loro struttura, sono bravissimi ad organizzare eventi e degustazioni guidate. Ecco, volevo chiederti, siccome stiamo parlando appunto di Calici di Stelle, di movimento turismo del vino, quanto è importante adesso per le cantine essere organizzati per accogliere i turisti e per fare informazione sul vino? Diciamo che sta diventando uno dei punti cardine proprio dell'organizzazione e della comunicazione per un'azienda, il fatto di poter accogliere. La cosa fondamentale è che quando tu accogli qualcuno in casa tua riesci a farlo star bene in casa tua, riesci a parlargli e a mostrargli proprio quello che fai, riesci anche poi molte volte a fidelizzare, diciamo, il cliente, e riesci a regalargli anche proprio quelle che sono l'essenza del tuo lavoro, della tua terra, e riesci sempre, diciamo che è sempre un vantaggio avere qualcuno che viene a casa tua, quindi ben vengano queste iniziative, questi movimenti. Emanuela, io volevo in qualche modo fare un focus, vedo che qui le bottiglie sono vuote, quindi il successo è stato notevole, no? Focus su una di queste etichette. Beh, allora innanzitutto io avevo un bellissimo ricordo del vostro spumante, vedo che c'è qualche bollicina stasera in assaggio, raccontaci un po'. Cosa avete portato di particolare? Sono chiaramente 4 aziende trentine, abbiamo Gajerov che ha portato il suo Trento DOC Series, è un metodo classico, Trento DOC fatto con uve Chardonnay. Poi abbiamo un'altra azienda, Maso dei Chini, un'azienda relativamente giovane che ha cominciato a produrre da 1-2 anni, che ha presentato la sua riserva in Chino, un 2010, un Trento DOC molto interessante. Abbiamo Masopoli che ha voluto portare un vino un po' particolare, il Riesling, e poi abbiamo l'azienda Endrizi che ha portato uno dei suoi vini più importanti, il Masetto Nero, vino molto interessante, rappresenta un po' le caratteristiche del nostro territorio, fatto con i 2 autoctoni, la Grain e il Teroldego, e Merlot e Cabernet. Quindi un po'. Bene, vi ringraziamo per la degustazione, torniamo dopo. Soltanto che buoni vini, però poi anche un'altra cosa per la quale vale la pena di andarli a trovare davvero, avete una terrazza che dà sulla piana Rotaliana che è un incanto voi lì a Masopoli, davvero lascia senza fiato, complimenti perché davvero è un contesto meraviglioso. Mi ricordo il suo nome? Io sono Goffredo Pasolli. Benissimo, grazie.